Per la prima volta a Mantova il Centro Sportivo Italiano ha organizzato una gara internazionale dedicata sia ad atleti normodotati che ad atleti disabili. Sono circa 30 società provenienti un po' da tutta Italia fino al sud, e dalle nazioni Italia naturalmente, Belgio, Svizzera e Repubblica Ceca. Tutte le categorie, da iniziare dai bambini e dai più piccoli con le categorie delle cinture bianche fino ad arrivare alle cinture nere, ai seniores e ai master e anche ai silver, che il Centro Sportivo Italiano lavora per far promozione sportiva per tutti, non soltanto per gli agonisti. Da un 3-4 anni abbiamo iniziato l'attività con i disabili, all'inizio proprio eravamo con soltanto i disabili fisici in carrozzina. Abbiamo un maestro non vedente che insegna bambini non vedenti e poi abbiamo ampliato ai disabili psichici e ai disabili di ogni tipo. Ecco. È qualche anno che abbiamo iniziato questa attività, la cosa sta andando molto bene e ha avuto molti riscontri, insomma, ecco. A chi interessa la nostra disciplina può rivolgersi direttamente a Karate Mantova. Abbiamo un sito internet dove ci sono tutti i nostri indirizzi e numeri di telefono, e in una delle nostre palestre può avvicinarsi, se è un disabile, gratuitamente a tutti i corsi senza nessuna spesa. Diamo anche nelle nostre possibilità anche il karategi proprio per praticare. La gara è andata decisamente molto bene. Questa mattina mi sono classificata al primo posto con i normodotati, ma l'emozione più grande è stata gareggiare con un disabile con il mio stesso livello di karate. E direi che è stato bello soprattutto perché il tutto è partito dal maestro della mia squadra e quindi è stata una soddisfazione enorme. In genere si fanno 2 o 4 allenamenti alla settimana e consiglio a tutti i ragazzi con qualsiasi tipo di disabilità di avvicinarsi al karate, perché oltre a far crescere fisicamente fa crescere mentalmente e lascia affrontare la vita in un modo più combattivo e quindi più semplice.